Bene ragazzi, sono un po' a casa e sono accaldata, c'è tanto caldo e ho fatto questo video perché volevo dirvi che siamo arrivati a 2005, quindi per i 2000 iscritti. eh, Volevo appunto dirvi che vi ringrazio tantissimo del sostegno e delle iscrizioni, e abbiamo ricominciato un po' a pieno ritmo a fare video perché il tempo lo concede. E vorrei presto fare una live per conoscervi meglio e per sentire i vostri suggerimenti, i vostri consigli sui video, sui luoghi da visitare. A breve, entro luglio, organizzerò un'uscita con gli iscritti e un'esplorazione. Spero che partecipiate. Ci sono tante novità future eh, per luoghi interessanti. Vi chiedo scusa se alcune ultime ehm, esplorazioni sono state un po' fatte non alla carlona, ma senza la completa attrezzatura, quindi risultano, per esempio nella casa degli orrori, alcune stanze non sono riuscita a visitarle perché non entrava la luce, ma ero andata ehm, per altri motivi a Olbia e ho approfittato per visitare quella casa, quindi non avevo l'attrezzatura con me. Mm, Però apprezzate l'impegno, apprezzate la passione e la grande voglia di scoprire nuovi luoghi e condividerli con voi. Vi ringrazio ancora tantissimo, spero che cresceremo ancora. Andate a vedere anche i video passati perché sono molto interessanti. E grazie del sostegno che mi date, anche perché io sono una neofita in questo campo, è da pochissimo che, è da qualche mese che faccio che ho questo hobby e quindi sia per le riprese che eccetera eccetera sono sicuramente poco tra virgolette professionale, ma è un hobby, voglio che rimanga un hobby, voglio continuare a fare i video con questo entusiasmo, con il mio telefonino, sicuramente prenderò un treppiede, però non voglio diventare chissà che professionista, eh, perché questo possa essere anche ehm, d'esempio, comunque di suggerimento per chi ha la mia stessa passione, di dimostrare che si può fare anche senza avere grandi macchine fotografiche, grandi attrezzature. Ecco, quindi rimarrò sempre nel mio umile piccolo ambito, eh, però vedo che comunque cresciamo, che comunque c'è interesse, che ci sono visualizzazioni, quindi non dovrebbe eh, assolutamente essere qualcosa di negativo come sto procedendo. Grazie ancora e un abbraccio ai nuovi iscritti e ai vecchi iscritti che continuano a seguirmi con affetto e interesse. Volevo precisare, perché vi sarete accorti che sono spariti alcuni video. È sparito il video della villa, della casa in granito di Orosei, è sparito il video della serra abbandonata di Siniscola, e, e vi spiego il perché. Ho ricevuto delle chiamate o delle segnalazioni che mi hanno chiesto di cancellarli
perché altrimenti sarei incorsa in denunce, eccetera. Allora, premetto che dove sono entrata era tutto aperto, eh, con dentro i proprietari, nel caso della serra, quindi potevano perfettamente venire e dirmi non riprendere. Il discorso è questo, che la serra poteva essere fotografata o fatto un video anche dalla strada perché si vedeva. Comunque, proprio per non evitare discussioni, io ho cancellato il video. Ora, eh, vorrei che si capisse che non voglio assolutamente disturbare, che la mia è solo una passione e che è un modo di, come ho scritto, di far conoscere la cultura del territorio attraverso l'esplorazione degli edifici abbandonati o comunque in disuso. Ehm, naturalmente non ci sono grandi haters, non ci sono brutti commenti e questi li eliminiamo subito, li cancelliamo, li blocchiamo in maniera da non avere fastidi perché voglio che sia un qualcosa di sereno e mi rattrista perché e quando tu hai tanto entusiasmo nel fare qualcosa e qualcuno a livello gratuito scrive commenti cattivi o non ci interessa. Questo è successo una volta, due su 2000 iscritti, quindi non mi preoccupa per niente. In ogni caso, ehm, vorrei far capire alle persone che mi hanno chiesto la cancellazione dei video, eccetera, eccetera, che sono una persona di 54 anni, c'è sempre modo e modo di eh, avvicinarsi alle persone con educazione e comunque non sono propensa alle polemiche o alle discussioni, quindi elimino tranquillamente. Per favore, evitate di le polemiche. Stiamo sereni, siamo tranquilli, godiamoci questa passione che abbiamo per questi edifici che rattristano. Ieri mio marito mi diceva: Ma non ci sono edifici che hanno una storia bella? E gli ho risposto, se avessero una storia bella probabilmente non sarebbero stati abbandonati. Non è sempre vero, però sicuramente la maggior parte delle volte è così. In ogni caso, un grande abbraccio, un bacione grande a tutti i miei followers e a prestissimo. Un bacione grande, buona estate, ciao 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 ciao.